Continua il nostro viaggio nei magnifici 7 premiati della guida dei vini del Veneto, Vinezia, la guida dell'Ice Veneto, una guida come ricordavamo prima in digitale. E cosa andiamo a scoprire? Andiamo a scoprire che naturalmente c'è anche un prosecco tra i premiati, non poteva essere, ma dirò di più, un prosecco superiore Cartizze. Emanuela. Allora, qua abbiamo una vera eccellenza, quindi è una sottozona famosissima, quella del Cartizze. Anche molto limitata, che ha delle caratteristiche tutte sue molto particolari, quindi andiamo a premiare il miglior metodo Charmat del Veneto con il prosecco di Terre di San Venanzio Fortunato. Qui abbiamo la signora che si presenta. Sì, io sono Monica Ganza. Monica Ganza, e allora ci racconta qualcosa di questa cantina che ha questa eccellenza tra i suoi vini. Allora, è una cantina giovane perché abbiamo fatto quest'anno 11 anni, quindi prima generazione rispetto a... Quindi direi una bella soddisfazione arrivare così giovani già a un premio così Sì, importante. infatti, veramente tanta fatica, tanta passione, ma anche tante I risultati soddisfazioni. arrivano però. Ecco, infatti. In questo caso è stato premiato appunto un Cartizze, che è una sottozona di 106 ettari all'interno del comune di Valdobbiadene. È un territorio particolarissimo, con un microclima, un'esposizione, ma soprattutto un tipo di terreno che ne fa lavorare la vita in maniera diversa, quindi è particolarmente drenante. E quindi la vite concentra gli zuccheri, quindi ha un'aromaticità tutta sua, un po' questo sentore di miele, di dolcezza che è tipico del Cartizze. E in questo caso avevamo proposto una versione brutta. Il classico Cartizze è in versione dry, quindi è molto morbido e quindi un po' difficile da abbinare per il palato moderno, per le occasioni di consumo che ci sono adesso. Nella versione brut, che comunque è un 12 grammi litro, quindi è il massimo della versione brut, lo rende molto più versatile. Siccome gli abbinamenti del prosecco sono molto belli con il cibo, ci teniamo particolarmente, insomma, che abbia avuto riscontro. Il successo che ha avuto. Sì. Naturalmente, Emanuela, chi è che poteva scovare questa chicca? Ma i degustatori. Allora, i degustatori di Ice Veneto, in questo caso è stato fatto un panel dedicato al territorio del Prosecco, e qua con noi abbiamo proprio Federico Cocchetto, che è il referente di zona della delegazione di Treviso per la guida di Ice Veneto. Quindi chi meglio di lui ci può spiegare le caratteristiche di questo vino, che tra l'altro, come dicevamo prima, ha un dosaggio moderno. Diciamo che questo vino è riuscito a creare un connubio tra gusto moderno e tradizione, quindi tra il dry della tradizione e il gusto che si avvicina sempre più al secco, quindi ha trovato questa via di mezzo che ben si può allineare a quello che è l'esigenza del mercato, quindi avere tutte le prerogative del superiore di Cartizze dal punto di vista aromatico, di corredo aromatico, di mineralità, di profumi, pur mantenendo un residuo zuccherino diverso da quello che è la tradizione. Quindi in qualche modo, Emanuela, qui abbiamo, come dire, una eccellenza che viene ancora di più valutata, no? Nel senso che appunto i degustatori hanno voluto proprio trovare in questo prodotto un qualcosa di moderno nell'eccellenza del Cartizze. Diciamo che il gusto sugli spumanti si sta spostando in modo generale, anche sul metodo classico, su una beva più fresca, affilata, sostenuta da una freschezza importante. Questa è un po' la tendenza generale. Il Prosecco, che è un grande ambasciatore del vino italiano nel mondo, secondo me non poteva non intercettare questa tendenza, anche in senso di modernità, di interpretazione del gusto del consumatore, ma soprattutto anche della cucina, che sempre di più, insomma, viene apprezzata questa versione meno dosata degli spumanti. Quindi sicuramente un'ottima versione di Cartizze Brut, quella di Terre di San Venanzio. Io chiuderei con un augurio, perché ovviamente il Prosecco è noto per i grandi volumi di successo, ma è noto anche per queste grandi qualità, per queste punte, e per sapere interpretare anche quelli che sono i cambiamenti nel gusto e nelle ricerche del consumatore. Sì,
Io ci tengo a dire che siamo nella zona della DOCG, che è l'unica zona di collina del Prosecco, e dove il Prosecco dà il massimo, proprio perché è la culla dove si è valorizzato, a prescindere che dicano che sia nato. No, vabbè, ecco. lì poi. Però la massima espressione è appunto quella Certo, dell'alta DOCG, collina. certo. Sì, a volte dicono viticoltura eroica, forse Estrema. è un po' tanto, però No. insomma c'è un lavoro fatica a c'è. monte, sì, che è veramente importante e che dà il suo risultato. Insomma. Bene, quindi ricordiamo, quando andate a prendervi un prosecco DOCG è sicuramente superiore, Cartizze, ecco, allora fate una scelta veramente di qualità. Grazie. E lui, aspetta, perché ho sentito, perché lo conosco troppo bene, sento che... Un piccolo inciso, ma molto veloce. molto veloce. Fermatevi perché Allora, giustamente si parlava di piccola zona, 107 ettari, la DOCG sono 6.500 ettari, quindi già per capire i numeri sono per forza più bassi. Ma facciamo per un attimo un paragone che normalmente non va fatto. Lo champagne, cosa completamente diversa, però ha modificato il gusto, perché fino agli anni 60 circa lo champagne era dolce, era demi-sec. Poi si è passati al secco, quindi lo champagne si trova solo brutto. E questo, per analogia, ecco, è l'unica cosa forse che collega due grandi vini in due tipologie diverse, però questo è il punto, il trait d'union. 3-2. Volevo sottolinearlo, che è importante. Ed è quello che ha complicato la vita a consumatori, produttori, perché fa spiegare in inglese che dry intendiamo un prodotto dolce. È un'impresa. non è facile. Quindi ci hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, e direi che con questo ci diamo appuntamento alla prossima degustazione.